La macchina dei vaccini ha acceso i motori e in Veneto gira veloce, spedita. Ospedali, fiere, hub. L'organizzazione necessaria per la somministrazione rischia però di impedire a quasi tutte le imprese artigiane di poter ospitare le vaccinazioni, garantendo ai lavoratori la sicurezza sanitaria e l'adeguato distanziamento. Gli spazi hub sono ben organizzati e ben gestiti, dunque non c'è necessità di trovare altre locazioni all'interno delle aziende, che sono quasi impossibili per le dimensioni, ma anche per la responsabilità e la sicurezza e l'igiene che ci possono essere all'interno delle aziende. Portiamo un esempio, ad esempio, di un'officina meccanica: l'aspetto dell'igiene, della pulizia, dell'organizzazione anche del luogo e dell'assistenza non può essere così ben fatta come la troviamo già negli spazi hub. Il presidente di Confartigianato Vicenza, dopo aver incontrato i direttori delle ULSS 7 e 8, ha messo in luce quali possano essere le criticità per le piccole aziende e ha posto delle richieste. La prima richiesta è quella di cercare di definire degli orari e delle giornate adeguate per le imprese. Punti vaccinali pubblici con orari dedicati ai dipendenti delle aziende. Questa è la prima richiesta, ma ce n'è un'altra: che il personale di una singola azienda non venga vaccinato tutto nella stessa giornata. Chiediamo che questi vaccini vengano fatti in maniera scaglionata per evitare che ci siano delle conseguenze anche minime. Mi posso fare un esempio tipo di qualche sintomo di febbre che possa mettere a repentaglio nei giorni successivi al vaccino e dover chiudere le nostre imprese.